Vogliamo che ci sia un approfondimento nell'accertamento delle responsabilità. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Venezia sulla strage del cavalcavia di Mestre. La presidente nazionale Giuseppa Cassaniti Mastroieni ha depositato l'esposto attraverso l'avvocato padovano Davis Ceccato. La richiesta è che un perito dell'associazione prenda parte a tutti gli accertamenti tecnici che verranno disposti per far chiarezza sulle cause della strage costata la vita a 21 persone. La motivazione per cui noi abbiamo fatto questo ricorso è che la finalità dell'associazione è fermare la strage stradale e tuttavia registriamo la continuità della strage e questa cosa non ci convince e allora noi riteniamo che si debbano le esigenze delle vittime è fermare la strage e quindi di questo vogliamo, di questa continuità della strage, noi vogliamo coinvolgere la giustizia. Abbiamo fatto un esposto perché è bene che si facciano gli accertamenti adeguati in maniera tale che si pervenga alla definizione delle cause della strage e quindi definire che cosa le istituzioni debbono fare e anche le persone perché queste cause vengano neutralizzate, non ci siano più, perché non è giusto, è incivile uccidere le persone sulle strade delle nostre città. Quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre deve essere un monito forte alle istituzioni per porre fine alle morti sulla strada. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada chiede che venga fatta chiarezza soprattutto sulle condizioni del guardrail, sulla presenza o meno di un varco e se fosse a norma e poi sulle condizioni del mezzo. La strada, il veicolo e la persona, tutte e tre. Non possiamo focalizzarci soltanto sulla persona, ma dobbiamo dire la situazione è questa, dobbiamo partire da una base di verità, bisogna fare verità sulle cose e non sempre l'abbiamo riscontrato queste nelle istituzioni e quindi siccome la finalità della nostra associazione è fermare la strage stradale, noi non avremo pace fino a quando questo obiettivo non si realizza. L'obiettivo nostro è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti.